Sono 70 milioni nel mondo i rifugiati, mai un numero così alto negli annali dell'Agenzia ONU. Sono persone costrette a lasciare il loro paese per fuggire da guerre, violenze e miseria. L'accoglienza in altri paesi è l'unica possibilità di sopravvivenza per se stessi e per la propria famiglia. Scappano dalla Siria, dall'Afghanistan, dal Sud Sudan, dal Myanmar, dalla Somalia, solo per citare i principali paesi di origine dei rifugiati. Ma sbaglia chi crede che questo popolo in fuga si riversi in massa in Europa o negli altri paesi di aree sviluppate. Oltre la metà sono sfollati interni, mentre l'80% di chi ha varcato la frontiera rimane nei paesi confinanti. L'Italia, con 3 rifugiati ogni 1000 abitanti, non è il paese in Europa che ne accoglie di più. Le piccole forme di accoglienza, attive anche nel territorio della nostra diocesi, sono tuttavia frutto di collaborazione tra diversi enti, da associazioni sportive, di volontariato a liberi professionisti. Ognuno fa la sua parte. Celebrare la giornata del rifugiato per noi significa ricordarci che tutti hanno uguali diritti e tutti hanno diritto a un luogo sicuro e a vivere in pace. La giornata di oggi è stata organizzata pensando a chi sono le persone che ci accompagnano tutti i giorni nell'accoglienza di queste persone. Chiamiamole migranti, richiedenti asilo, ma sono persone, soprattutto esseri umani. I volti dell'accoglienza per noi sono diversi, non siamo solo noi gli addetti ai lavori, quindi il coordinatore, gli operatori, la mediazione al lavoro, ma di più ancora sono le persone che con noi ci aiutano. Il Papa più volte nel suo ministero petrino è invitato ad accogliere, proteggere, promuovere ed integrare, un intento che con fedeltà ed impegno stanno portando avanti anche alcune realtà territoriali. Mi sento di dire che siamo un esempio di buone pratiche da questo punto di vista, perché numerose sono gli enti organizzatori, ma non siamo soli, perché le associazioni del terzo settore presenti questa sera e che anche quelle non presenti ci danno supporto sono tantissime. Le aziende soprattutto del territorio, ci troviamo a Sestri ma anche Chiavari e Rapallo ha puntato molto e ci ha aiutato, e quindi coloro che hanno deciso con coraggio di accogliere qualcuno dei nostri ragazzi e ragazze e spendere anche un posto di lavoro per loro.